Tutti i colori della bellezza. E nell'ambito della programmazione Carricacina Greca ci saranno 3 giornate di carnevale a Realmonte, la prima domani che si svolgerà in piazza attraverso una proposta del CIF con una gara delle torte, e domani mattina con i ragazzi del Fantasilandia, un gruppo di animazione, ci saranno i ragazzini in piazza. Lunedì avremo delle attività pomeridiane e consisteranno in una sfilata promossa da Progetto Danza e in un'attività musicale DJ set che ci sarà anche in verità domani. Questa esperienza del DJ in piazza l'abbiamo già avuta a dicembre, ha riscosso un enorme successo e quindi vogliamo ripetere queste iniziative che sono pro ragazzi e evitiamo così che le famiglie vadano fuori in questi giorni di carnevale ad accompagnare i propri figli in altri comuni, perché qua già abbiamo musica, abbiamo balli, abbiamo tutto. Quindi stavo dicendo lunedì Progetto Danza, a seguire DJ, martedì la giornata conclusiva. Avremo la scuola, l'Istituto Comprensivo Garibaldi, che avrà un ruolo da protagonista, i ragazzi quindi che partiranno dalla scuola secondaria di primo grado a fare una sfilata, appunto si arriverà in piazza, ancora una volta avremo musica e intrattenimento e tanta bellezza, come diciamo sempre noi, e nel pomeriggio tutto si concluderà la sera con i DJ in piazza, quindi attività molto belle, attività di divertimento in linea con il carnevale e appunto tutti i colori della bellezza. E colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra che si è attivata per questo carnevale, e intendo dire il tavolo della solidarietà che è stato presente con le varie associazioni che lo compongono, e il CIF appunto per l'attività che ha promosso, e tutte le altre associazioni che parteciperanno, Fantasilandia, i DJ, ma anche le famiglie, i cittadini, la scuola e le attività che come sempre collaborano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Un grazie particolare lo rivolgo anche al comando dei carabinieri e alla locale stazione, che come sempre coordina la viabilità e la sicurezza